Ci troviamo con una delle più famose web star friulane di questi ultimi tempi, l'asinello Fiocco. Buongiorno Fiocco, che ovviamente essendo una web star un po' legittimamente se la tira, e quindi parleremo con il suo inseparabile compagno di avventure, di viaggi di avventure, che è Alfio. Buongiorno Alfio. Buongiorno. Senti, raccontaci brevemente come è nato questo sodalizio. È nato per puro caso, avevo preso una casa in campagna, ho detto voglio prendere un animale, all'inizio pensavo un cavallo, poi per puro caso è venuto fuori l'asino e è nato un amore a prima vista. Sono animali fantastici e soprattutto per come vogliono interagire, per come vogliono rapportarsi anche con le persone, e soprattutto per me che mi piaceva viaggiare per i trekking, perché lui è diventato proprio il mio inseparabile compagno di camminate. Adesso qua siamo a Bosplans appunto, stiamo per partire per un trekking, il basto ce l'ha, fra un po' caricheremo le sacche, ci caricheremo gli zaini e partiremo. Bene, e la destinazione? La destinazione faremo appunto da qua da Bosplans, faremo il passo della Croix, un passo molto interessante perché era l'antica via di comunicazione della Valcellina, che è sempre stata isolata. Prima che facessero la strada del 1908 era l'unico passaggio per gli abitanti della Valcellina per venire in pianura. Quindi è interessante dal punto di vista storico, e poi faremo i Magredi. Magredi è interessante invece dal punto di vista paesaggistico. Paesaggistico perché è l'unica steppa, è l'unica steppa dell'Europa del Sud, per caratteristiche pedologiche e anche di flora è considerata una vera e propria steppa, quindi sarà interessante fare questo viaggio. Andiamo Fiocco. Dai che c'è la televisione. C'è un grande interesse che sta nascendo attorno a questi viaggi, a questa filosofia dello slow travel, del viaggiare anche con gli asini. Sì, adesso questi viaggi sono un pochino più particolari, non si punta all'arrivo alla vetta, ma è più un discorso di vivere il viaggio in maniera anche magari arcaica, come una volta, godendo degli attimi, della natura, e l'asino ti permette di vivere, quasi ti costringe. Ti costringe a fare anche questo viaggio qua, perché lui è sì costante, però non c'è, il suo camminare non è una corsa, quindi si ferma dove si ferma, te guardi, osservi la natura. Interessante anche guardare dove, a me piace molto dove lui punta le orecchie e guardare cosa guarda. Con i suoi sensi ci riporta al senso di vivere una vita vera, una vita a contatto con la natura, che è un modo diverso della corsa, certo, e dell'arrivare a una vetta a tutti i costi. La corsa alla quale siamo sottoposti tutti i giorni. Sì. E quindi in pratica è lui che detta le andature. Sì, è lui che detta le andature più o meno, però il modo di viaggiare ci si deve adattare, dato che l'asino non è il nostro animale da solo, è il nostro compagno di cammino, si decide un po' insieme che tipo di viaggio fare. Di solito è un viaggio costante ma abbastanza lento, non si fanno le prestazioni ma si vive la natura. E oggi abbiamo anche due compagni di viaggio che poi sentiremo anche loro sul perché e il per come hanno scelto questa forma di viaggio, insomma. Sì. E qui adesso stiamo camminando proprio sul vecchio sentiero di Forcella La Croix, che era, come dicevi tu prima, l'unica via di accesso. Ho già il fiatone. L'unica via di accesso degli abitanti della Valcellina per arrivare in pianura. Quindi per secoli su questo sentiero transitarono uomini, soprattutto donne, le cosiddette sedonere, che scendevano a valle per vendere in estate i prodotti che magari gli uomini creavano durante l'inverno. Le sedonere perché soprattutto vendevano sedons, cioè cucchiai Esatto. Di legno. Se ne stavano anche mesi giù, fin quando non vendevano tutto. Esatto, tutta l'estate, poi in inverno rientravano. In inverno si mettevano in parte al fuoco, facevano tutte queste attrezzature di legno e rivendevano. E poi su per questa strada. Comunque pensando a questo percorso c'era anche in mente un progetto.
di ritrovare questi vecchi sentieri perduti che unissero le bellezze naturali anche la bellezza naturale anche alla memoria storica. Memoria storica, ci sono tanti sentieri, pensare al sentiero di Carbonaia, Erto, poi sono anche tanti da scoprire e si pensava di mappare una serie di sentieri asinabili. Asinabili, giusto. Ascolta, niente, il progetto a che punto è allora? Questo progetto di questi slow travel con gli asini qui in Friuli Venezia Giulia? Il progetto è di fare una mappatura di vari possibili sentieri, appunto con magari anche soluzioni di ricettività, di avere dei punti di appoggio per anche sviluppare e far venire anche più gente possibile e far scoprire le bellezze del territorio. E quindi mi parlavi di 2 o 3 itinerari al momento? 2 o 3 itinerari e poi vedremo di essere pronti per la prossima estate, avere qualcosa di più concreto. Ecco qua, siamo arrivati a Forcella della Croce, adesso scolliniamo, andiamo giù verso i Magredi. Ecco dai, mettiamoci anche un po' di enfasi. Questa è Forcella della Croce, qua sì. Siamo proprio alla porta di accesso verso la pianura della Valcellina. La millenaria porta d'accesso della Valcellina, quando la Valcellina era ancora un mondo isolato. Piotto passeggia da solo. Anzi, chi le vedrà, ci sono i trucchi partiti da... Eccole qua le 2 compagne di trekking che non vogliono parlare. Buongiorno. Perché fai le domande imbarazzanti? Siamo con? Alessandra. Alessandra e? Rita. Rita. Allora, come mai, cosa vi ha convinto a partecipare a questo insolito trekking con la webstar Fiocco, l'asinello? Allora, è una domanda imbarazzante perché magari uno si aspetta che esprima dei concetti particolarmente interessanti per convincere qualcuno a fare una cosa. In realtà è una cosa abbastanza naturale, non è uno sport estremo, non è una ricerca di una sfida con se stessi continua. Con l'asino è un universo per me, un universo che ti affascina, no? Che ti spinge a valutare delle caratteristiche di un animale molto particolari, questa lentezza, questa riflessione sui passi che fa, e quindi ti spinge anche un po' a ragionare in maniera diversa anche su te stesso, insomma. Che sembra una cosa banale ma non lo è. Ecco. E tu Rita? Ma io sono stata spinta proprio dall'esperienza, da voler fare un'esperienza insolita che avvicina molto quelle che sono le mie passioni, la natura, gli animali, il camminare e poi insomma visitare questi posti anche poco frequentati.
Ecco, da qui abbiamo una spettacolare veduta sui Magredi, in particolare sul greto del Cellina, questa gigantesca colata di ciottoli. E là in fondo vediamo anche i 3 ponti, il vecchio Ponte Giulio, il ponte della ferrovia e il nuovo ponte stradale. Mentre lì, quello è l'abitato di Montereale Valcellina. Bene, io le mie ginocchia, mi piego bene, grazie per questa gita, vi lascio proseguire verso i Magredi, so che vi fermerete a bivaccare. Bivaccheremo sì, proprio nei Magredi, old style, prenderemo il fuoco, ci faremo da mangiare. Quindi il fuoco lo accenderete con l'acerino, mi raccomando. Sì, vedremo, penso di sì. E niente, fatti vivo quando hai altre avventure. Va bene. A presto. A presto, ciao. Ciao.